castello con un solista d'eccezione ed è John Anthony Calabrese, noto anche con il nome veneziano Nane, quando appunto suonava con i solisti veneti. Lui è nato a New York, ma si sente italiano ovviamente perché ha i genitori. I miei nonni erano italiani che hanno emigrato nel 1900 a New York, come tanti napoletani. Tanti immigrati napoletani, sì. vero John Anthony Calabrese? Ecco, suona uno strumento un po' particolare ed è la viola d'amore. Ecco, la vedete, questo è uno strumento del tutto particolare, non è un violino, è un po' più grande del violino, sì. Però ecco, parliamo di questo strumento. Allora, questo strumento è molto raro, non si sente più e sono tutti in musei, non toccabili, e le differenze, specialmente di questo, vede che è molto grande, e invece di i cordi di un violino, 14 cordi, 7 dei quali si suona e 7 che passa sotto i ponticelli che vibrano in simpatia con quelli sopra. E si crede c'è origini orientali, perché gli strumenti indiani come sitar hanno questo stesso principio. Dopo, invece delle F di un violino, sono 2 fiamme tagliato nel tavolo delle viole d'amore, e per concludere la testa che è bendato perché... Sì, perché è bendata? Perché l'amore è cieco. Ah, perché l'amore è cieco, ecco, quindi sì. viola d'amore, insomma. Allora ha una risonanza tutto particolare da violino, viola e violoncello, è quasi un'orchestra d'archi da solo. Un'orchestra d'archi da solo. Sì. Ecco, chi erano i migliori liutai per... Allora, il migliore liutaio si trova in Praga, nel 1700, che si chiama Eberle. E anche gli italiani hanno fatto vari strumenti. Stradivari ha lasciato i disegni per un viola d'amore, ma non si sa che è mai stato realizzato. E questo invece a che epoca? Questo è una ricostruzione di un antico per 2 ragioni. Numero 1, non si trova più gli antichi, sono tutti musei, e se uno fa il concertismo bisogna un strumento sano. E invece rende come un antico, il suono è identico, che è stato fatto a Padova per me personalmente da Umberto Lanaro, che ha fatto un bellissimo lavoro, e dopo questo almeno ha fatto 20 altre viole d'amore perché tutti volevano uno. Ecco, il modo è diverso di suonare appunto la viola d'amore? Si tiene come un violino, il problema è come i 7 cordi, l'arco e le dita hanno altri problemi. Non soltanto quello, ma si accorda in le tonalità di composizione, vuol dire tutte le corde cambiano e tutte le digitature cambiano. Ecco, ma per suonare musica come quest'oggi, musica barocca, sì. Ecco, secondo lei è meglio avere strumenti d'epoca per suonare appunto a livello filologico la musica, oppure vanno bene anche gli strumenti? No, io sono contro gli strumenti d'epoca perché sono tutto debole, ormai il legno non rende più e non si sente più e non resiste le pressioni delle luci, le caldo, le balzi di temperatura in una sala. Allora si sente soltanto un suono fino che come una voce di passato. E invece io credo che quel tempo quegli strumenti erano moderni quando suonavo, certo. E io credo è lo stesso se uno vuole discutere. Intanto io ho provato un antico e non ho riuscito a cordare, non è rimasto intonato per 3 minuti. Allora cosa fa il povero pubblico? Ascolta, per troppo si sente i concetti di strumenti antichi stonati, giustificato perché gli strumenti sono vecchi, ma non so se questa è una giustificazione. Invece riesce, rimane o meno intonato come un strumento moderno, fatto bene come quelli che erano antichi, però appunto con legno stagionato, sano. Sì. Ecco, John Anthony Calabrese, quando ha capito che la sua carriera, la sua professione doveva essere quella del musicale? Allora io sono stato cresciuto come violinista, come tanti in America, nelle grandi scuole Juilliard di New York, da essere i grandi virtuosi, perché l'educazione in America è molto diversa di qua. E ho studiato con i migliori professori. E allora quando sono arrivato in Italia ho incontrato questo strumento perché si sentivano nominare ma non si sapeva che esiste o cosa è veramente, e l'occasione è venuta per registrare gli 8 concerti di Vivaldi che non è mai stato registrato, e
questa volta era come i solisti veneti, il maestro mancava questo buco di tutte le registrazioni e concerti perché non trovavo nessuno che suona. E mi ha chiesto se volevo provare. E così ho cominciato a provare, mi è piaciuto così tanto che non mi interessava più il violino. E infatti il maestro ha detto no, e dopo i concerti di Vivaldi devo tornare al violino. E io ho detto no, e abbiamo avuto un po' scontro perché volevo continuare con le viole d'amore dicendo che c'è soltanto 8 concerti di Vivaldi. Invece fino adesso ho trovato più di 1000 composizioni scritte per questo strumento. Ecco, quale compositore secondo lei avrebbe voluto che si interessasse più a musica per la viola d'amore? Ma tutti i compositori purtroppo non sono i grandi nomi che ha scritto per questo strumento. Bach ha scritto e usato nelle cantate 3 volte e in Passione di San Giovanni 2 viole d'amore addirittura. Invece Mozart non ha scritto niente, però abbiamo compositori non conosciuti con grandi valori come questi grandi che io sto suonando adesso per far sentire il pubblico. Per esempio l'insegnante di Beethoven, Albrechtsberger, ha scritto dei bellissimi pezzi per viola d'amore che si sente già Beethoven. Berlioz ha parlato che bello strumento, peccato nessuno ha scritto il repertorio per questo strumento. Purtroppo neanche lui ha scritto, dopo che lamentava che non ha scritto. Ecco, per quanto riguarda l'ensemble in cui lui suona, quella di oggi, questi studenti del conservatorio, qual è il suo parere? Qual è il suo giudizio? Io sono stato molto sorpreso perché di solito i studenti molte volte pazienza che c'è gente. Questa orchestra mi ha meravigliato perché suona molto bene insieme, è intonato con spirito e questo mi ha proprio preso durante le prove l'altro giorno, che questi ragazzi sono bravi e meritano di essere spinto più. Sì, anche il conservatorio mi ha meravigliato che era bellissimo. Normalmente sta cadendo a pezzi e questo proprio sembrava essere un altro mondo qui. Ci sono dei progetti che ancora non ha realizzato? Per me? Sì, mi piacerebbe registrare tutti i repertori che ho trovato e sfortunatamente non ho trovato un compagnia di dischi che si interessa ancora perché la risposta è che non si vende, che sono repertori non conosciuti e allora interessa di fare una gran vendita. Allora mi piacerebbe trovare una compagnia di dischi che comincia a registrare tutto questo bellissimo repertorio. Ecco, in Italia si sta parlando di una legge sulla musica che è portata avanti dal vice premier Veltroni. Sì. Ecco, lui riconosce che la musica è una base culturale indispensabile per la formazione della persona. È di questo avviso anche lei? Sì, sono d'accordo, ma ho visto in America che ha avuto questa stessa idea 30 anni fa. E cosa è arrivato? Tutti hanno cominciato a studiare musica, ma fino a un certo punto, perché per studiare bene musica deve dedicarsi tante ore, specialmente uno che vuole suonare bene, o fare qualsiasi cosa bene, deve dedicarsi a una cosa particolare. Quando comincia a incorporare un'educazione generale musicale, cosa arriva? Tutti che ascoltano concerti che è bene, ma gli esecutori non esistono più. E allora viene i musicisti mediocri. E invece allora deve essere una strada metà, quelli che vuoi proprio suonare e avrà una scuola che proprio preparare loro per una vita professionale. Quindi la specializzazione insomma della scuola. Sì, ecco. sì. Ecco. Un consiglio a questi giovani studenti del conservatorio con cui lei suona assieme? Loro sono bravissimi, il problema è non loro, ma il futuro che si presenta a loro, perché qui, visto in Italia, sta chiudendo tante orchestre, anche quello io suonavo a Treviso, e da 15 anni che viene situazioni sempre peggio, non si sanno, si vanno avanti, i fondi sono meno, anche il livello sta dicendo, ha visto orchestre che si taglia, si meggi, e sta tagliando e questi ragazzi non hanno neanche un posto in orchestra da andare. Dopo, allora perché studia a un certo momento loro, no? Non so il futuro per i musicisti, però ho visto anche in Inghilterra e in Germania questo stesso problema esiste.
Che mai sarà? Lo zingaro. Ah, queste beppe. Udite il violino. Perché piangi? Perché? Mi commuove la musica. Scusatemi. Di che? E commuove anche me. Oh, quanto è bella! Silenzio! Taci! E dolci note paiono baci.